Ciao ragazzi, è un po' di tempo che non faccio video e seguendo le richieste che mi avete fatto parlerò delle tavole che uso per surfare in Adriatico. Il mare Adriatico purtroppo non è un mare che offre tantissime swell, cioè tantissime mareggiate, e quindi ci troviamo costretti il più delle volte sia a seguire molto il meteo, sia ad adattarci a quello che il mare offre. Quindi tante volte avremo il mare choppy, inghiacciato, avremo swell piccole e raramente avremo quelle belle onde, glass, grandi, oceaniche, in cui bene o male sei in viaggio con un tavolino. Per cui nel mare Adriatico è fondamentale la scelta della tavola che andremo ad usare. E una di queste la potete vedere qui, è la mia promoter di Shibui. Le altre tavole che uso le vedremo una alla volta e vedremo in particolare cosa offre. Esamineremo principalmente quindi 4 tavole. Quella che vedete qui, la Shibui 5.5, la Lost 5.6, LSD 5.10 e la 7.8 che ho preso il deck. 4 tavole abbastanza diverse fra loro, a parte la Shibui che è simile alla Lost ma che ha alcune differenze che vi spiegherò meglio, adesso andremo a vedere. Iniziamo con la Shibui. La Shibui è una 5.5, quindi per la mia altezza e peso a occhio può sembrare corta, perché io sono 1,90 m e in questo momento ho 94 kg perché sto facendo massa in palestra. Quando magari sono in definizione posso essere sugli 88, quindi una media circa di 90 kg. Su questo peso, questo tipo, e anche sull'altezza, ma è più il peso che incide sul discorso della spinta di Archimede, può sembrare una tavola corta. Tuttavia, le tavole corte in realtà, se hanno sufficiente volume e sufficiente larghezza, nel momento in cui una persona ha un livello avanzato ed è in grado di padroneggiarla, sulle onde piccole la sfrutta meglio, perché essendo più corta, il taglio della curva, le curve che si fanno, possono essere fatte in uno spazio minore con un raggio di curvatura minore. E quindi nel momento in cui sai padroneggiare una tavola, quindi sei un surfista che ha delle caratteristiche avanzate, puoi accorciare, ovviamente senza esagerare, perché sennò a un certo punto per forza di cose cala anche il volume, comunque puoi tenere una misura più corta sulle onde piccole, e parliamo di Adriatico, quindi è la cosa migliore, e avere questo tipo di tavola. Nello specifico questa tavola è 5.5 per 21 per 2,42, non mi ricordavo lo spessore con precisione. È una squash tail, il rocker è abbastanza piatto in modo da planare meglio, perché ovviamente una tavola più è scupata, più è fatta per l'onda ripida, più il rocker è piatto, più è fatta per le onde chiaramente che spingono meno e che sono meno ripide, perché non c'è bisogno in questo caso ovviamente di avere una tavola scupata, cioè curvata, che si adatti alla ripidità dell'onda. Anche i bordi, come vedete, sono abbastanza spessi, con una concentrazione del volume principalmente nella zona sotto il torace, sia per agevolare il take off sia per agevolare la planata mentre si surfa. Il tail della tavola è uno squash tail abbastanza largo, in modo da consentire agilità, ma al tempo stesso di permettere, tramite la larghezza, di poter planare, di poter galleggiare anche in curva. Potete vedere il test che ho fatto di questa tavola con delle onde veramente piccole, parliamo di onde altezza ginocchio, dove la tavola nonostante ciò andava, planava, andava in manovra. Ho fatto dei piccoli aerial, dei layback, degli off the lip, dei cutback eccetera. Speriamo i prossimi giorni poi di avere anche delle onde migliori che magari vedrete proprio in questo video.
Facciamo poi un paragone diretto con l'altra tavola che ovviamente adesso uso molto meno, ma che ho usato per molti anni e che consiglio comunque in Adriatico, che è la mia Lost 5.6. Allora, il volume della Shibui è 34 litri, 34,5 approssimativamente, quello che è venuto calcolato è questo qui. La Lost, la 5.6, ha un volume inferiore di 2 litri nonostante sia un po' più lunga, il che vuol dire che una lunghezza maggiore sicuramente agevola leggermente nel take off, ma parlando di tutto quello che è la manovrabilità, la radicalità in manovra, la curvatura di manovra, anche se è appena più corta, e visto lo shape leggermente diverso fatto da Shibui, si sente un pochino la differenza. La Lost comunque è una bottom feeder che poi ultimamente si è evoluta nella paddle jumper, che sarei stato intenzionato a comprare, ma poi sono entrato nel team Shibui, nel mio sponsor, che oltretutto ringrazio, di cui vi mando il link sia alla pagina Instagram che al sito, per avermi fatto fare questo Pro Model, che ho ispirato sì alla bottom feeder che utilizzavo e alla sua evoluzione alla paddle jumper, ma che ho personalmente modificato per le mie esigenze e per l'Adriatico. È una tavola che consiglio quindi a tutti i surfisti che vanno da un livello medio a un livello avanzato. Ovviamente se il livello è avanzato, in proporzione all'altezza peso potete avere una tavola più corta come la mia, chiaramente meno siete avanzati, più dovete prendere una tavola più lunga e più volumata. Ad esempio una persona più bassa di me, meno pesante di me, col mio stesso livello può prendere una tavola più corta e con meno litri. Una persona magari che ha un livello inferiore al mio e ha per esempio la mia stessa altezza o il mio stesso peso, dovrà prendere una tavola più lunga e più volumata. Andando avanti, l'altra tavola che utilizzo, di cui avevo già parlato anche altre volte, che vedete in quasi tutti i video che ho, quindi è la tavola che uso di più sulle onde un pochino impegnative, è la LSD, Luke Short Design LSD. È una tavola che avevo ricevuto anche in quel caso con una sponsorizzazione, non è una Pro Model, è un modello che già esisteva, è la Chubby Cheddar della LSD. Io me la sono fatta shapeare 5-10, chiedendo di aumentare rispetto a come è fatta normalmente il volume sotto al petto, proprio per agevolare take off. È una tavola performante, una performance shortboard, ma al tempo stesso, per le caratteristiche che ha, va bene anche su onde un pochino più grandi. Parliamo per esempio di mareggiate un po' più grosse in Adriatico, l'ho usata anche su 2-3 metri in Toscana, anche se, visto che non è molto lunga, 5-10, sulle onde così grosse la partenza la fai molto al limite, molto verticale, per cui io ancora mi sento di consigliarla come tavola da Adriatico, come tavola da onde sì un po' più impegnative ma sempre adriatiche, perché se si utilizza in onde più oceaniche come ho provato, il take off lo fai molto al limite e rischi che ti possa andare bene come ti possa andare male, il che è il suo divertimento, ma chiaramente ti espone a tutta una serie di rischi a non prendere le onde. E questa quindi era la LSD 510, circa 29 litri e mezzo barra 30 litri. L'ultima tavola che utilizzo in Adriatico, che ho comprato quest'anno, l'ho comprata insieme a mia mamma perché la vorrebbe usare anche lei per imparare, va bene per tutti, la consiglio a chiunque, è un soft top, nel qual caso è un 7.8 75 litri, si compra al Decathlon, costa pochissimo, costa 180 euro, il che è circa un terzo, un quarto della cifra di una tavola normale. Nonostante sia in soft top, se avete visto un'altra recensione di una soft top mi lamentavo del fatto che tende a oscillare. Queste Decathlon nuove sono abbastanza rigide nonostante siano soft top, e devo dire che mi sono trovato molto bene, perché quando le onde sono anche alte, una spanna, io posso entrare, surfare, prendere l'onda, tagliarla e divertirmi come fosse un longboard, però la tavola è morbida, quindi è molto più giocosa, ci puoi saltare sopra eccetera senza bozzarla, e inoltre essendo 7.8 la puoi caricare in macchina. Il mio consiglio quindi per chi surfa in Adriatico è di avere principalmente 3 tavole, una tavola da onde piccole, una groveler board come la mia Shibui, che vi consiglio vivamente di prendere, anzi vi consiglio il mio Pro Model, la Shibui, perché è studiata da me per questo mare ed è una tavola che userete più di tutte le altre. Poi una tavola un pochino più performante, ma sempre che abbia un pochino di volume in più rispetto a una vera e propria shortboard, nel qual caso io ho la LSD Chubby Cheddar, ma più avanti avrò probabilmente un modello di Shibui. Ho già la mia Pro Model, non penso che mi faranno altri Pro Model, però
sicuramente uno dei loro modelli performanti lo prenderò e lo farò leggermente customizzare per le mie esigenze, perché lo shaper Steve Darch di Shibu è molto disponibile a customizzare e adattare le tavole alle esigenze. Infine la terza, ultima ma non per importanza, una soft top. Prendetela più o meno come l'ho presa io, 7,8, 7, 8, 8,6, queste misure qui. Ci sono le Decathlon, le Olayan che vanno molto bene, cioè Olayan è la linea di Decathlon. Poi ci sono anche per esempio le Catch Serve, che sono quelle che conoscerete quasi tutti per i video di Jamie O'Brien, e poi ci sono anche altri marchi come Soft Top, Soft Surf, non mi ricordo precisamente il nome. Comunque ci sono molti marchi che ormai le fanno. Ci sono anche le tavole interessanti ibride di Mick Fanning, che sono con l'anima di una tavola normale in epoxy o un poliuretano e hanno attorno un rivestimento soft top. Sono molto interessanti anche queste, quindi direi che vi ho spiegato, vi ho mostrato gli esempi di come vanno queste tavole. Che dire ora? Alle prossime onde, ci becchiamo in acqua. Ciao!